Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti a Sesto. Un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Alberto Tosini quest'oggi vi portano al Palacoprom per il match cartello della 22esima giornata di Serie C1 tra Sesto Sardini e Villa Speciosa in lotta per il secondo posto. 16 gol in campionato per il numero 7 che qui riconquista palla dentro, Belleboni apre l'interno ma non trova la porta. Prova la manovra il Villa Speciosa che qui prova ad andare via con la palla in mezzo, incredibile, qui Figus aveva messo un pallone d'oro. Il Sesto prova a ripartire in contropiede con Spanu, Tola in mezzo, la parata e poi Spanu, il muro di Perez. Se si dovrà ancora attendere, qui intanto Muscas esce dai propri pali, laterale battuta con Perez che cerca Lai, stop complicato, Lai fa una grande giocata e poi calcia, la parata di Valdes. La battuta pronto a Dari che poi cerca Lai che trova la traversa, occasionissima Villa Speciosa. L'ottima copertura però di Perez che qui deve liberarsi dalla pressione di Tola che alla fine gliela ruba. Tola si incarta col pallone e riesce ad andare da Belleboni, finta Belleboni, trova la copertura di Lai. Carletti, palla dentro a Ramu e poi sotto porta, incredibile Versace, non riesce a depositare in porta, la grande parata da parte di Muscas. Si sta muovendo Azzeni, palla corta e qui l'intervento di Spanu, non c'è fallo, si gioca. Spanu ha sbagliato a tu per tu col portiere, incredibile. 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Belleboni, profondità, Spanu chiede palla, fermato però da Perez che poi va indisturbato in porta. Puntare Belleboni che non si fa saltare, si torna ad alzare il ritmo. Belleboni deve puntare, Belleboni con la punta, il palo esterno dice di no al numero 12, occasione per il Sesto Sardinia. Vedremo che soluzione sceglierà il Villa Speciosa. Intanto sistema la barriera Valdes, Aramu va sul primo palo, rimangono in barriera Versace e Spanu. Finta Vallai, destro in porta, l'ha sbloccata il Villa Speciosa con Lai, 1-0. Esulta il pubblico di Fede Villa Speciosa. Pronto Versace alla battuta, palla arretrata per la conclusione di Belleboni. Che rischio si è preso Muscas, ma alla fine la sua parata è efficace. Arriva il fischio dell'arbitro, Lai in mezzo e qui Azzeni quasi non si aspettava questo pallone. E qui ci prova con Belleboni, il tiro di Galera e qui rischia porta vuota il Villa Speciosa, trova il gol del 2-0 con Perez a 66 secondi dal termine dell'incontro. Forse gli ospiti la mettono in ghiaccio. Dunque occasione importantissima per il Villa Speciosa per chiudere il match. Vicino al pallone ci sono Floris e Podda che sembra l'iniziato numero 1 per concludere. Il tiro e c'è il gol del 3-0 da parte di Podda che chiude definitivamente i conti al Palacoprom. E 3-0 per il Villa Speciosa. Dieci secondi al termine. Decide di congelare il possesso palla il Villa Speciosa che al Palacoprom ottiene 3 punti preziosissimi. La sirena dice che può bastar così. È la 4ª vittoria consecutiva per gli uomini di mister Nicola Arba.